Uguale al padre furbo e al nonno bevitore di vinelli pregiati, figura umana sconosciuta ai sottoproletari della terra, ma anch'esso coltivatore di terra, il nuovo Papa, nel suo dolce, misterioso sorriso di tartaruga, pare aver capito di dover essere il pastore dei miserabili, perché è loro il mondo antico e sono essi che lo trascineranno avanti nei secoli con la storia della nostra grandezza. Sorride il pastor Paganus e Renzo e Lucia si sposano lietamente davanti ai suoi occhi. Ormai anche gli archi barocchi sono loro e i saloni d'oro di Don Rodrigo e le grandi cattedrali. Lo spirito è retaggio del mondo contadino e tu sii il pastore del mondo antico che in quello spirito ha vita. Queste sono le parole che l'angelo ha soffiato all'orecchio del dolce Papa dal misterioso paterno testone campagnolo. Una nazione che ricominci la sua storia ridà prima di tutto agli uomini l'umiltà di assomigliare con innocenza ai padri. La tradizione è una grandezza che si può esprimere in un gesto. 1000 padri lo videro e attraverso loro nei secoli è diventato puro come il volo di un uccello, elementare come il moto di un'onda. Ma solo la rivoluzione salva il passato.